Violenza giovanile fuori controllo nel centro storico di Palermo. Dopo la sequenza di drammatici episodi negli ultimi mesi, adesso compare anche la baby gang tutta al femminile. Una guida turistica ieri sera è stata aggredita in Piazza Marina a ridosso dell'area pedonale del centro storico della città da 5 ragazzine che volevano portarle via il cellulare. Le ragazze l'hanno accerchiata e spintonata mentre una di loro cercava di afferrare lo smartphone con il quale la donna stava parlando. La guida turistica riusciva a ritrarsi, ma per tutta risposta partivano le minacce. Ti è andata bene perché ti potevamo anche ammazzare, avrebbe detto una delle 5, mentre le versava addosso una lattina di Coca-Cola macchiandole il cappotto. Le ragazzine si sono poi allontanate al sopraggiungere di altre persone, lasciando però la donna alquanto scossa. Erano ben vestite e non sembravano delinquenti abituali, ha raccontato la donna rimasta in balia di queste ragazzine per diversi minuti. Lucida, determinata, avrebbe portato avanti per mesi il suo piano criminale: uccidere l'anziana prozia e impossessarsi del suo cospicuo patrimonio. Con l'accusa di circonvenzione di incapace e omicidio aggravato, una 58enne di Aci Castello è finita agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La vittima, Maria Basso, 80 anni, ex funzionaria della Farnesina, è morta in una casa di cura di Aci Castello appena 15 giorni dopo il suo arrivo dalla casa di riposo di Asiago, dove stava da tempo. La pronipote l'aveva infatti costretta ad un viaggio estenuante senza le medicine che abitualmente assumeva. L'ha portata in un ristorante e le ha fatto ingerire cibo a lei proibito in quanto poteva assumere solo omogenizzati, che le ha causato la morte. Fondamentali sono state le dichiarazioni della donna acquisite dai carabinieri in punto di morte, appena il giorno prima che morisse, che hanno permesso di ricostruire come questa fosse stata portata fuori a pranzo dalla pronipote e avesse in questa circostanza mangiato un piatto di spaghetti e un dolce che le avrebbero poi provocato la morte. La donna, senza alcun invito, si era presentata alla festa del compleanno della prozia, con la quale non aveva mai avuto rapporti. Nel giro di 2 mesi si è fatta nominare erede universale e costretto l'anziana a cambiare regione, un comportamento che ha insospettito i parenti e gli amici della vittima, così come la sua banca, che aveva presentato un esposto. Il messaggio da parte del Signore è proprio questo: non essere scoraggiato dalla difficoltà, dalle avversità che ti vengono messe davanti. Perché lui non ci lascia e non ci abbandona, quindi non ti ha né lasciato né abbandonato. Parole di fede, prove di affetto che facevano breccia nel cuore di Giovanni Barreca, il muratore che ha ucciso la moglie e 2 figli maschi perché a suo dire erano posseduti dal diavolo. Nel vocale diffuso da Mediaset, Massimo Caradente e Sabrina Fina, la coppia che si era installata da giorni nella villetta e su cui forse aveva anche delle mire, si presentavano come strumenti della volontà di Dio, ma intanto architettavano un piano preciso. Ogni cosa che lui permette c'è un motivo. Infatti ci ho messo nel cuore di organizzare un fine settimana con i tuoi figli che dobbiamo venire a pregare. Avete bisogno tutti di un supporto fraterno, ma per ricevere una preghiera. Poi il resto lo fa il Signore. Un fine settimana di preghiera diventato sevizie, tortura e infine morte orribile per Antonella e 2 figli, Kevin ed Emanuel. Ma ormai si fa strada il sospetto che dietro gli esorcismi sanguinosi ci sia una vera e propria setta composta da almeno 10 persone. Gli inquirenti indagano su un gruppo di fanatici religiosi, ci sono nomi e cognomi, che si chiamano Fratelli di Fede e che partecipavano agli incontri di preghiera organizzati dalla coppia. Nel frattempo, a 10 giorni di distanza, Giovanni Barreca rimane preda del suo delirio mistico. Mia moglie era stata vinta dal diavolo come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Sabrina e Massimo, ripete al suo legale, che sta valutando di chiedere la perizia psichiatrica. Da una cella dello stesso carcere, Fine e Caradente puntano invece il dito contro lui e la figlia 17enne. Hanno raccontato che sarebbero stati loro a uccidere i familiari. In Sicilia ci sono decine e decine di persone, perfino interi gruppi familiari tenuti sotto scacco da sedicenti guri, farneticanti gruppi di preghiera, santoni, guaritori e centinaia di sette occulte. L'isola è la regione che ne conta di più. Lo afferma senza mezzi termini il presidente nazionale del GRIS, il gruppo di ricerca e di informazione socio-religiosa, David Murgia, che da anni cura anche un blog, Il Segno di Giona. Non a caso, spiega l'esperto giornalista, la Sicilia è anche la regione che conta il maggior numero di esorcisti. Come presidente del GRIS ci arrivano moltissime segnalazioni da tutta Italia
e in particolar modo registriamo una concentrazione particolare in Sicilia, e a questa affermazione segue anche il fatto che la Sicilia è sicuramente il posto con il maggior numero di esorcisti in proporzione rispetto alle altre regioni d'Italia. Il fenomeno delle sette occulte è un labirinto, le strade per entrarci sono tante, difficile trovare quelle per uscirne. L'argomento è tabù, non è facile trovare qualcuno disposto a parlarne, anche chi ne è uscito ha paura di possibili ritorsioni o minacce. Bisogna denunciare assolutamente la ritorsione, è chiaro, ed è anche umano averne paura, però diciamo che con la denuncia si instaurano e prendono il via una serie di meccanismi che riescono in qualche modo a tutelare la persona. Le false promesse di imbonitori e truffatori dell'occulto corrono pure sul web. La conferma arriva dalla polizia postale, ma solo se ci sono dei reati denunciati le forze dell'ordine possono intervenire. Mi faccio volere bene, le persone, il popolo catanese ha un cuore grandissimo e non mi ha mai abbandonato. Si commuove e commuove Giuseppe, che dopo aver lasciato Palermo in fuga dagli usurai ha trovato il coraggio di ripartire, questa volta da Catania, per mettersi alle spalle il passato e soprattutto per cercare una nuova vita fatta di dignità e lavoro. Ed ora per lui si vede la luce in fondo al tunnel, perché l'intervista a confessione di ieri ha scosso le coscienze e messo in moto la macchina della solidarietà. In poche ore la tenda di Giuseppe, piazzata davanti a un supermercato che s'affaccia su Corso Sicilia, è stata crocevia di tanta gente comune che ha portato affetto, solidarietà, qualcosa per scaldarsi per affrontare le rigide temperature della notte e qualcosa da mettere sotto i denti. Un ragazzo che stava cucinando la pasta a forno a casa, guardando il TG, dice: prima di mettermela nel piatto io te l'ho portata a te. Ma, come dice Giuseppe, non si vive di solo pane, occorre dell'altro, serve un lavoro per poter pagare un affitto e garantirsi un tetto. E sono tante le segnalazioni arrivate in redazione dalle associazioni di volontariato, Caritas su tutte, ai privati, che sembra abbiano preso a cuore le sorti di Giuseppe. Cominciano quindi ad arrivare le prime proposte di lavoro dalla città e dalla provincia, ed in particolare da Giarre. Lui, ex rosticciere, aspetta un cenno per partire, anzi, per ripartire. No alla creazione di un sistema agroalimentare classista promosso dall'Europa, no alla discriminazione dei prodotti italiani ed europei rispetto a quelli extraeuropei. In piazza dei Santi Apostoli a Roma 1 migliaio di persone e diversi sindaci per la manifestazione di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca che protesta contro le scelte portate avanti nell'ambito della politica agricola comunitaria, che hanno causato una contrazione della produzione agricola italiana ed europea e l'invasione dei mercati da parte dei prodotti provenienti da stati con costi di produzione molto più bassi, senza rispettare le norme ambientali e sociali. Non vogliamo un'agricoltura classista, che è quella che ormai l'Europa ha messo in atto, con prodotti di nicchia italiani o europei, quelli che riusciranno a resistere, e con prodotti che provengono da stati extra UE che sono realizzati senza alcuna condizione di sicurezza, senza il rispetto di norme ambientali, ed ovviamente hanno un costo che sono neanche 1/10 del prodotto italiano e europeo. Sud Chiama Nord chiede investimenti pubblici mirati alla modernizzazione delle infrastrutture e alla promozione delle produzioni locali di qualità, ma non solo. Oggi bisogna appellarsi a quello che è un diritto di libertà d'impresa e quindi anche eliminare questo sistema delle quote che è stato introdotto in Europa per calmare, anzi ridurre fortemente la produzione agricola. In piazza a Roma non c'era il movimento spontaneo di La Sicilia alza la voce, che domani sarà a Sciacca e martedì a Castelvetrano. Noi siamo fuori da sindacati e politica, nessuno cavalca la nostra protesta, ha detto Lorenzo Giocondo, portavoce dei comitati spontanei di protesta dei trattori siciliani, che ha pronto un elenco di 20 misure urgenti preparato da agricoltori e allevatori da presentare all'assessorato regionale. Da 220 a 380 euro a tonnellata.
Tanto costa conferire la spazzatura in discarica ai comuni siciliani, il costo più alto d'Italia, come rivela un report divulgato da ANCI, e che mette la maggior parte dei sindaci dell'isola sul piede di guerra, perché non comprendono perché all'aumento della raccolta differenziata in tutta l'isola non corrisponde un abbassamento delle spese. I soldi delle casse comunali, tolti quelli utilizzati per pagare i servizi di raccolta e conferimento, bastano nella migliore delle ipotesi a garantire solo una parte dei servizi essenziali al cittadino. Alcune amministrazioni rischiano persino il dissesto perché le uscite sono superiori ai ricavi e la tassa, sempre più cara, resta sempre quella più evasa. Poi ci sono quei comuni che, per contenere i costi ed evitare gli aumenti spropositati nelle tasche dei cittadini, hanno intrapreso percorsi virtuosi. È il caso di Biancavilla, comune di quasi 25.000 abitanti nell'Interland di Catania, che sta facendo scuola. Siamo un comune classificato rifiuti free da Legambiente, e questo perché qualche anno fa abbiamo messo in atto un nuovo sistema di raccolta di rifiuto che prevede la raccolta di rifiuto indifferenziato ogni 15 giorni. Oggi quindi soffriamo di meno l'aumento esponenziale dei costi di conferimento e discarica, ma siamo riusciti a non aumentare le bollette come è avvenuto in altri comuni. La legge del 2010 prevedeva che i sindaci avrebbero dovuto e potuto provvedere a realizzare le discariche. L'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro ha sottolineato più volte che le discariche ancora attive hanno disponibilità solo per un altro anno e mezzo, quindi i mancati ampliamenti comporterebbero a giugno del 2025 la saturazione di quelle esistenti, rimpallando di fatto le responsabilità d'azione agli amministratori locali che per opportunità o per scelta respingono gli interventi. Macari dà all'inizio alla primavera, nel senso che è vero, ti dà la sensazione di stare la nostra terra, sole, mare. Poi devo dire che questo prodotto, secondo me, finalmente parliamo delle cose belle della Sicilia. Noi scherzosamente con Claudio diciamo non c'è una coppola, non c'è la rupara, si vedono le cose belle della nostra terra. Da quest'anno nella vita di Picciorella entra anche il sentimento, diciamo, il sentimento più bello, secondo me, perché insomma quando parliamo di sentimento d'amore, ed entra, sì, si innamora. Quindi non posso dire di più, però si innamora. C'è un Piccerello innamorato dove Saverio Lamanna finalmente si può rifare sul fatto, perché è sempre Piccionello che gli ha detto a Saverio, insomma, lui tifa per questa coppia di Suleima e Saverio Lamanna, e quindi insomma c'è questa Piccionello in più quest'anno, entra di più nelle indagini con Saverio Lamanna. Diciamo che la mia carriera, l'inizio di carriera io inizio con i 100 passi, dove sono dall'altro lato, perché sono dal lato di Peppino in passato, però poi inizio a fare questa carrellata di personaggi mafiosi che, vabbè, per un attore ci sta. Irrompono nella mia carriera invece Salvo e Valentino, cioè Ficarra e Picone, che praticamente vedono in me, e secondo me nel modo giusto, non finirò mai di dirgli grazie, questa vena comica. E da lì, insomma, passo con questi personaggi un po' anche comici. Una fortuna per un attore riuscire a fare tanti ruoli. Ai tempi, fino credo al 90 più o meno, la macchina prima di uscire dal concessionario non la uscivi se non gli attaccavi l'adesivo sopra, perché era un simbolo di appartenenza. Cioè tu che avevi una macchina senza l'adesivo della tua radio preferita sembravi strano a camminare in città. Nell'immaginario collettivo Ubaldo era la radio di un'intera generazione di giovani catanesi, quella cresciuta con il fenomeno della radio libera, quella del rock e delle serate in discoteca, quella che si teneva sempre accesa di giorno e soprattutto di notte, perché il notturno di Radio Luna era una trasmissione imperdibile. Oggi il mondo della radio è in lutto perché ha perso Ubaldo Ferrini, uno dei protagonisti indiscussi di quella stagione magica che viveva con la musica come colonna sonora. Innamorato e appassionato in modo viscerale di una radio che emozionava. Un amore mai venuto meno, raccontato in ogni modo e recentemente messo nero su bianco nel suo libro La radio libera e la radio prigioniera, nato, come amava ricordare lui, dall'esigenza di documentare e non dimenticare un'epoca che è stata importantissima per lo sviluppo della radiofonia privata in Italia e che oggi non c'è più. Ubaldo era un'enciclopedia della musica e di tutto ciò che gli stava attorno, personaggi, aneddoti e storie. Nell'ultimo anno sul quotidiano La Notizia scriveva una rubrica in cui intervistava tutti i protagonisti storici della radiofonia, dando un volto spesso sconosciuto a delle voci per tutti i familiari. Ferrini è stato anche tutor radiofonico a Radio Zammulla, emittente dell'Università di Catania, trasferendo agli studenti le conoscenze del suo mondo.
Nel 1992 aveva fondato Metropolis DJ Point, un negozio di dischi diventato in pochissimo tempo punto di riferimento per tutti gli aspiranti DJ. Fu il primo a portare la radio nelle TV locali, un vero e proprio precursore dei VJ che qualche anno dopo l'Italia conobbe con il fenomeno MTV e Radio DJ. La notizia della sua scomparsa ha avuto una fortissima eco mediatica sui social tra ricordi di amici, conoscenti e decine di migliaia di fan che non hanno mai dimenticato la sua voce. Taranto alle porte e Rimini all'orizzonte. Prosegue la particolare settimana del Catania con la gara più importante dell'anno che attende i rossazzurri mercoledì 28 e quella mai banale in Puglia di sabato. Sarà a Taranto che dopo la vittoria con la capolista Juve Stabia il Catania cercherà altri numeri per aumentare la consapevolezza. La serenità che domenica ha favorito l'ottima partita con i campani era dovuta a fattori compresa l'epidemia che hanno svuotato il carico di responsabilità. Ora si prova invece a pensare ad una serenità diversa dovuta appunto ad un'autostima crescente. Dovendo però sempre fare i conti con i disponibili e con la logica del turnover, parola che gli allenatori amano poco ormai, ma che rende il senso in vista di un doppio impegno delicato. Il problema in casa Catania è stato in questa prima parte del 2024 soprattutto arrivare a fare scelte tecniche non dovute all'infermeria. Con il Taranto forse qualche scelta appunto la si potrà fare. In difesa fermo Rapisarda c'è l'irripresa, alternativa ai titolari visti con la Juve Stabia anche Contek e Averi. A centrocampo Cendoi che almeno a giudicare dai gol che arrivano in allenamento non vede l'ora di riprendere ulteriore confidenza con il campo, così come Zammarini. E in attacco tanto dipende da Di Carmine. Lavorare per giocare dal primo con Rimini e concedergli spazio partendo dalla panchina a Taranto è un'ipotesi, visto anche che pure lui è reduce dalla febbre, ma non è l'unica. A proposito di Taranto in Puglia c'è l'ex Ladinetti che ha esordito il rossoblù nella vittoriosa partita col Giuliano e che tornerà in estate a Catania dopo il prestito. Dall'altra parte invece Cianci che dopo aver vestito la maglia del Taranto è arrivato a Catania, finora non si è visto molto allo Iacovone, potrà essere un'alternativa importante davanti. Fari puntati dunque sul match di sabato mentre prosegue la corsa ai biglietti per il Rimini, già superata abbondantemente quota 16.000. Questo fine febbraio di passione rossazzurra è appena cominciato.